Bentornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Parliamo ovviamente dello scenario che vivremo a breve, proprio con la vigilia di Natale che si prospetta la più instabile. Godremo dell'arrivo di aria un po' più fredda di matrice artico-continentale che finalmente porterà l'arrivo quindi di nevicate a quote più basse rispetto a quello che abbiamo vissuto nei giorni nella scorsa settimana. Infatti le fioccate di neve raggiungeranno anche fino ai 700 metri sul settore prealpino, se non anche fino ai 500 metri nel Friuli Venezia Giulia, e attenzione perché tra i 400 e i 600 metri potrebbe arrivare la neve sull'Appennino tosco-emiliano, proprio il settore più favorito al momento. Infatti, come possiamo vedere, questa è l'ottica che inquadra perfettamente ove avremo la quota neve ben distribuita, come vedete, su questi settori. In serata proprio della vigilia la quota neve calerà ulteriormente, specie sul Basso Piemonte, dove avremo occasione anche nel Cunese per qualche apparizione nevosa. Durerà solamente nel corso della vigilia di Natale, che porterà delle fioccate anche fino all'Appennino delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio, attorno ai 1200-1400 metri, pensate, e una distribuzione delle precipitazioni che sarà meno evidente infatti nella giornata di Natale al sud Italia, dove avremo poche chance di vedere precipitazioni se non lungo le coste del versante ionico, e qualche piovasco che interesserà soprattutto la Sardegna, con la distribuzione di questo minimo depressionario che agirà soprattutto in pieno mare e che poi andrà gradualmente spostandosi verso le Baleari, e quindi la rotazione di questo ciclone, che poi si andrà a disporre, come vedete perfettamente, il Portogallo, porterà un ulteriore rinforzo dell'anticiclone proveniente proprio da sud-est, che provocherà quindi un'ulteriore stabilizzazione del tempo al nord. Attenzione invece al sud, perché proprio nel corso del weekend del Santo Stefano il sud godrà ancora di qualche pioggia possibile sulla Sardegna, se non a carattere sparso, e quindi qualche anche debolissimo fenomeno a carattere di pioviggine sul versante del basso Adriatico. Avremo invece più aperture altrove, come dicevo, con cielo in genere terso con poche velature, e saranno quindi i venti nord-orientali a spingere, che porteranno quindi poi ad un generale calo delle temperature nei valori minimi, mentre le massime riprenderanno anche ben sopra, pensate, dai 10 gradi in Val Padana. Queste condizioni meteo tendono a protrarsi, come vedete sull'Europa orientale vedremo invece gli affondi più freddi di matrice artico-continentale, che saranno più frequenti, e quindi solo lì vedremo il vero inverno, mentre da noi avremo la stabilità prevalente. Una concezione ancora da valutare: dal 29 in poi si prevedono due scenari, ovvero un anticiclone ben strutturato, come vedete sull'Europa centro-occidentale, specialmente come notiamo sulla Scandinavia, sulla Gran Bretagna e sulla Islanda, dove qui godremo di temperature molto miti, e invece come vedete l'Europa centro-orientale, sui Balcani in parte, che godranno di temperature anche ben sotto la media stagionale, con ondate di freddo e nevicate piuttosto frequenti, soprattutto sul Mar Nero. E quindi l'ottica vede l'Italia schivata proprio da questo primo passaggio. Si tratta di un primo passaggio che verrà tra il 29 e il 30 di questa eruzione artica, poi è possibile che entro Capodanno possa arrivare una seconda eruzione che possa andare a coinvolgere anche il versante adriatico dell'Italia, ma al momento questa appare una visione molto bassa. Essendo che comunque mancano ancora 10 giorni di distanza, è inutile dare per scontato che non vedremo l'inverno, non vedremo nevicate, non vedremo insomma temperature tipicamente invernali con delle gelate ancora poco chiara e definita dai centri di calcolo, perché la distanza temporale è veramente notevole. Vi saluto col cuore e grazie come sempre di consultare gli aggiornamenti. Buon Natale, buone feste a tutti quanti.